c'è stato anche proprio una necessità di assumere al traino di questi segnali di ripartenza, debole quanto volete, dell'economia. Nella Marca si è tornati ad assumere, non per effetto delle agevolazioni del governo, ma perché è tornata la domanda. È uno degli aspetti emersi nell'analisi sui 9 mesi di gestazione dell'economia nella nostra provincia. 9 mesi dove le imprese hanno combattuto contro le commesse che mancano, contro i pagamenti dilatati all'infinito, contro i crediti che invece venivano chiesti subito. E molti comunque, e rispetto ad altre province e regioni, ora stanno ripartendo perché hanno capito che il mondo è cambiato. Non litigare su quanto virgola cresciamo, ma come sostenere questi segnali che convergono a descrivere un'inversione di tendenza. Volendo giocare nella roulette economica, dove dobbiamo puntare? Terziario, primario o secondario? Vecchie distinzioni. La robotica viene usata anche in agricoltura, questo è importante per i ragazzi. Modelli di welfare possono basarsi sul digitale, siamo alla contaminazione. Questo è un altro degli elementi di svolta. Quindi dire se va bene un settore piuttosto che un altro non dice più nulla. Perché quello che fa la differenza è il prodotto aggiornato al mercato in crescita. Così le imprese trevigiane hanno capito che Brasile e Russia non tiravano più, mentre si affacciava la domanda dagli Stati Uniti, che significa adesso un più 31% di vendite in America, ma bisogna fare di più. Dobbiamo riattrezzare, riorganizzare, reindustrializzare le nostre imprese in 4.0 e le difficoltà che troviamo è soprattutto nelle piccole nostre aziende manifatturiere.